Uscivo dal garage che è esattamente qui in via Orioli e vedevo una dinamica di contrasto tra più persone che si mettevano esattamente dietro questo muretto e si lanciavano questi cassonetti che rimangono semplicemente qui in strada durante la giornata. È un tafferuglio in corso. Tra chi? Erano dei ragazzi che potevano avere tra i 15 e i 18 anni, la solita fascia d'età che oggi magari è più in voga per queste scene qui. Il bidone della spazzatura ancora in mano dopo averlo tirato più volte contro un coetaneo. Urla, schiamazzi e l'ostentazione di una violenza gratuita, secondo i testimoni, senza nessun motivo apparente. Protagonisti un gruppetto di 4-5 ragazzini che in piazza Giustinian Recanati nel tardo pomeriggio di domenica hanno cominciato a malmenarsi. E anche le forze dell'ordine sono stati vigili nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti e li hanno controllati, io guardavo dalla terrazza di qua dove abito questo controllo che è avvenuto e poi sono andati via. Tracce di sangue ancora a terra invece all'indomani della violenta rissa tra una quindicina di ragazzi, tutti ventenni di origine pakistana, nel vialetto dei Giardinetti tra via Roma e piazzale Duca d'Aosta davanti alla stazione dei treni. Il fatto intorno alle 21. Minacce e urla probabilmente tra gruppi rivali degenerati in calci, pugni, colpi di spranga. A pagarne le conseguenze tre ragazzi con tagli ed ematomi sul volto. Una rissa che si è trascinata fino alla stazione dei treni dove uno dei feriti ha tentato di trovare riparo dalla violenza. Intervenuta una volante della polizia e il suo M118 chiamato da alcuni amici dei ragazzi coinvolti. Sono attualmente 4 i ventenni denunciati per rissa, esasperazione tra i commercianti della zona e i residenti dopo l'ennesima violenta rissa in centro città. No, c'è preoccupazione sicuramente perché Treviso è sempre stata anche nelle classifiche di fine anno tra le più sicure in Italia, proprio con riferimento alla sicurezza e ad oggi al netto delle tabelle rimane in una situazione abbastanza preoccupante. È una zona che ha, sì, ha queste problematiche, nel senso che talvolta insomma, sì, ci sono queste bande di ragazzi, di persone insomma, che compiono questi gesti. D'altronde sì, la polizia è informata, fa spesso delle ronde, fa spesso dei passaggi, però ovviamente non è tutto, non si può prevenire tutto. Purtroppo abbiamo alcune viette attorno che sono un po' prese di mira insomma, da gruppi non molto tranquilli di ragazzi. Intanto il ministro dell'Interno Piantedosi ha inviato una direttiva ai prefetti di tutta Italia invitandoli a individuare, come già in atto a Milano tramite ordinanze, delle zone rosse nelle città per vietare la presenza di soggetti pericolosi o con precedenti e poterne disporre così l'allontanamento. I provvedimenti in vista del Capodanno riguarderebbero stazioni ferroviarie e aeroporti, zone della movida, aree urbane complesse dal punto di vista della sicurezza e piazze di spaccio.